TG Sicilia i titoli di questa edizione. Aveva lasciato la figlia piccola in balia del compagno orco. Dopo la condanna a 6 anni in appello, la giovane mamma di Noto è stata assolta perché il fatto non sussiste. Per il tribunale aveva agito nel terrore di ritorsioni e di perdere la bambina. Dopo il servizio del nostro TG, Antonina, vedova con 600 euro di pensione, sfrattata e costretta a vivere in auto con la cagnolina, ha trovato un tetto in una casa alloggio di Cinisi. La sua storia aveva commosso la Sicilia. Ponte sullo Stretto, dopo il no della Corte dei Conti si arroventa il clima politico, il governo tira dritto e l'opposizione festeggia, rilanciando le iniziative a Messina contro l'infrastruttura. Si conclude con uno scontro a distanza a voce alta, la manifestazione di controcorrente a Mondello, alla quale ha preso parte anche il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè. Prevenzione in movimento, il camper dell'ASP fa tappa a Catania per offrire mammografie, pap test, HPV test e kit per il sangue occulto nelle feci. 6 tappe in città fino al 7 novembre, poi il tour nei 58 comuni della provincia. Al via a Catania la tradizionale Fiera dei Morti, un appuntamento attesissimo che anche quest'anno offrirà dolci e regali in 150 stand al parcheggio scambiatore Fontana Rossa. E poi il calcio, dopo la batosta interna con il Monza, il Palermo prova a reagire. Domani altra gara casalinga per i rosanero che sfideranno il Pescara. Inzaghi chiede ai suoi un pronto riscatto. Bentrovati al TG Sicilia. Noto fuggì dalle violenze dell'ex lasciando la figlia con il padre orco. Assolta la madre che era stata condannata a 6 anni perché per il tribunale ha agito per timore di ritorsioni dell'uomo e la paura di perdere la bambina. Angelo Gaiano. Assolta perché il fatto non sussiste. È la sentenza della Corte d'Appello di Messina, sollecitata dalla Procura Generale di Catania, nel processo di revisione ad una 26enne che era stata condannata a 6 anni di reclusione e alla perdita della potestà genitoriale per non avere protetto sua figlia dagli abusi dell'allora compagno 47enne. Secondo i giudici, la donna non sarebbe intervenuta per paura di perdere la bambina e di ritorsioni da parte dell'uomo che negli anni l'aveva picchiata più volte violentemente. L'avvio delle indagini a Noto nel novembre del 2020, quando la donna, alla fine disperata, ha trovato il coraggio di denunciare l'ex compagno. Quel giorno era riuscita a sfuggire alla furia dell'uomo, scappando di casa per andare al pronto soccorso e farsi medicare le ferite al polso e alla schiena. Minacce, insulti, lesioni, sequestro del telefonino, divieto di parlare con i suoi parenti erano le vessazioni subite dalla donna. Un quadro drammaticamente complicato, poi dalle violenze sessuali commesse dall'uomo ai danni della figlia in tenerissima età, come a ripetere quanto aveva già fatto in passato con una figlia avuta nella precedente relazione. Per quelle violenze era stato condannato per pedofilia. Nel processo, che ne è scaturito dalle indagini il Tribunale di Siracusa, ha condannato l'uomo a 10 anni e 8 mesi di reclusione in continuazione con la precedente sentenza. La donna intanto è tornata libera e potrà nuovamente riabbracciare la figlia. Una notizia fa salire un'amica in macchina per ripararsi dalla pioggia e poi blocca le portiere e abusa di lei. Dopo la violenza sessuale l'indagato avrebbe continuato a perseguitare la vittima con messaggi e pedinamenti. La polizia di Capo d'Orlando ha arrestato l'uomo, un 61enne, per violenza sessuale aggravata e atti persecutori. Adesso parliamo di un incidente stradale, un 18enne di Scordia, Ettore Carnazzo, è morto appunto in un incidente stradale ieri sera a Palagonia lungo la strada provinciale 29. Era su un Alfa Romeo Mito con altri 2 ragazzi, 3 viaggiavano verso Scordia quando la macchina, probabilmente per l'alta velocità e l'asfalto bagnato dalla pioggia, è andata a sbattere violentemente contro un muro vicino al cimitero. Ettore è stato portato nell'ospedale di Lentini dove è morto dopo poche ore. Solo qualche frattura per gli altri 2 ragazzi. Muore nel Ferragosto del 2019 dopo essere stato dimesso dall'ospedale senza visita medica. È successa a Vittoria nel Ragusano. Adesso la Corte d'Appello conferma il risarcimento di 960.000 euro da parte dell'azienda sanitaria alla famiglia. Veronica Barbarino.
Era la notte di Ferragosto del 2019, una serata di festa che si trasformò in tragedia per una famiglia di Vittoria. Un uomo di 78 anni, colto da un malore improvviso, si recò al pronto soccorso dell'ospedale Guzzardi. Nessun medico in turno lo visitò. Ad accoglierlo solo un infermiere che lo sottopose a un elettrocardiogramma, gli somministrò un antispasmico e un diuretico e infine lo rimandò a casa, rassicurandolo sul suo stato di salute. Poche ore dopo, l'uomo morì a causa di un aneurisma dell'aorta addominale, non diagnosticato. La vedova e i 2 figli hanno citato in giudizio l'azienda sanitaria provinciale di Ragusa e adesso, a distanza di 10 anni, arriva la sentenza del tribunale che condanna l'ASP al risarcimento di 960.000 euro. Siamo molto soddisfatti che anche la Corte d'Appello di Catania abbia fatto giustizia, come già del resto aveva accertato il Tribunale di Ragusa in primo grado, confermando la responsabilità dell'ASP di Ragusa riguardo al decesso di un malcapitato 78enne che ha avuto la sfortuna di sentirsi male e di arrivare all'ospedale Guzzardi di Vittoria senza essere correttamente accolto e quindi curato. La Corte di Appello di Catania ha confermato infatti il risarcimento agli eredi, ma ha riconosciuto all'ASP di Ragusa il diritto di rivalersi sull'infermiere. Tuttavia, l'importo a carico del sanitario non sarà vicino al 1 milione di euro, ma sarà calcolato, secondo la legge, fino a un massimo di 3 volte il suo reddito professionale annuo lordo riferito all'anno della negligenza. A Palermo una vittoria anche nostra dopo il servizio nei nostri TG. Antonina, vedova con 600 euro di pensione, costretta a vivere in auto con la sua cagnolina dopo lo sfratto, ha trovato un tetto in una casa alloggio di Cinisi. Ecco le prime reazioni della donna con Marco Gullà. Traguardo raggiunto. La signora Antonina e la sua amata cagnolina hanno trovato una struttura che li accoglierà in attesa di una sistemazione definitiva. Dopo il nostro servizio, la macchina della solidarietà si è subito mossa e così anche l'onorevole Ismaele Lavardera ha supportato la causa. Questa mattina la telefonata di un titolare di una casa alloggio a Cinisi. Lei mangia con noi, si lava lì con noi, si lava lì in struttura, gli laviamo i vestiti, tutto completamente. Lei la sua pensione se la usa per le sue cose. Fino a ieri notte, come vediamo, la signora Antonina, nonostante la pioggia, dormiva in auto. Da questa mattina l'incubo è finito. Lei come ha trascorso la notte, signora? Chiusa in macchina, sveglia e c'era un po' di freddo. Ho mandato questo messaggio sui social e si è mossa una macchina di solidarietà incredibile. Abbiamo già una struttura di Cinisi disponibile, mi ha mandato un messaggio stanotte alle 11:30 di notte, una signora che ha un B&B a Cefalù, che ringrazio, pronta non solo ad accogliere la signora, ma soprattutto anche il suo cagnolino, che è la cosa più bella, cioè il cagnolino che è in macchina insieme, in attesa però, e questo ne prendo atto, che il Comune di Palermo, da quello che ho capito, ha chiamato Toni Pellicane, il Comune di Palermo, che ringrazio perché se la politica tutta insieme può muoversi, ho fatto un appello al Sindaco di Palermo, all'assessore Ferrandelli, che si sono mossi, quindi ne diamo atto che si vogliono muovere per una struttura ovviamente definitiva. E questa è la commozione della signora Antonina. Non serve aggiungere altro. E cambiamo argomento, si arroventa il clima per il caso del ponte sullo Stretto. Dopo il no della Corte dei Conti, il governo tira dritto mentre l'opposizione festeggia, rilanciando le iniziative per il no all'infrastruttura. Francesco Triolo. Gongola il fronte del no ponte a Messina, il parere della Corte dei Conti dà nuovo slancio ai comitati che hanno in cantiere una grande manifestazione nazionale a fine novembre. Una pietra a tombare, non c'è altro modo per definirla. Chiaramente stiamo molto attenti alle prossime fasi e alle prossime decisioni del governo, staremo molto attenti perché il governo deve compiere atti che possono configurarsi come davvero eversivi e quindi la manifestazione in piazza il 29 novembre servirà anche a questo. Il governo però non molla, la Premier Meloni ha sottolineato l'interesse pubblico dell'opera e il ministro Salvini oggi lo ha ribadito. Noi aspettiamo che la Corte dei Conti ci dica quali sono i suoi dubbi. Siamo convinti di avere gli argomenti per fugare ogni tipo di dubbio. L'avvio dei cantieri però non potrà avvenire secondo il programma iniziale. I cantieri partiranno dopo 160 anni, i cantieri partiranno. Ci viene chiesto un supplemento di produzione di documentazione, lo facciamo. Insomma, abbiamo aspettato un secolo, aspetteremo un secolo e 2 mesi. Ma sul progetto l'opposizione è chiara, è vecchio, dice Angelo Bonelli. Noi abbiamo scoperto le carte, posso mostrarvele in esclusiva alla vostra trasmissione.
una carta che dimostra che questo progetto che è stato presentato al Paese è quello vecchio di 28 anni fa. Questo è il documento che lo attesta, guardi. È un'anticipazione dell'intervista che il deputato ha rilasciato in esclusiva a Luca Ciliberti per Il Punto, che andrà in onda domani alle 14.30 su Telecolor. A Messina, intanto, nonostante gli ultimi sviluppi, prosegue l'attività della Commissione Ponte in Consiglio Comunale. Manlio Messina, ex assessore regionale al turismo, oggi parlamentare nazionale, ormai fuori da Fratelli d'Italia, provoca il presidente della regione. Se Schifani si ripresenta per guidare la regione, mi candiderò io contro di lui. Luca Ciliberti. Da Palermo solo silenzio, nessuna reazione, encefalogramma piatto, almeno formalmente. Derubricata uscita pubblica di importanza irrilevante di chi ha livore perché ormai fuori dalla scena politica. Ma l'ultima provocazione del deputato nazionale già assessore regionale al turismo nel governo Musumeci, Manlio Messina, suscita apprezzamenti, ovviamente manifestati solo in privato al diretto interessato, trasversali di amici politici di maggioranza e opposizione. Dopo giorni di attacchi frontali al presidente Schifani, Messina piazza l'ultima bordata con un post social. Desidero essere chiaro con tutto il centrodestra. Qualora il candidato alla presidenza della regione siciliana dovesse essere ancora Renato Schifani, mi candiderò personalmente contro di lui. E continua. La Sicilia ha bisogno di una guida nuova, libera da condizionamenti e capace di restituire dignità e prospettiva a questa terra. Il deputato nazionale, che ha ricoperto posizioni di vertice nel partito della Meloni prima di lasciare in rotta con i maggiorenti nazionali, accusa Schifani di dichiarazioni autoreferenziali e di non offrire un progetto politico credibile per il futuro della Sicilia. Nei giorni scorsi altre accuse al presidente della regione. Tace sui boss mafiosi che mettono le mani sui fondi del PNRR o che gestiscono l'Idi a Palermo, sui fondi oltre 300.000 euro al Trapani Calcio, nel quale lavora il figlio di Schifani, sulla spesa pubblica bloccata in Sicilia, sul rischio di perdere le risorse europee per gli interventi urgenti nell'isola. Messina va a ruota libera, motivato dal fatto di non appartenere più ad alcun partito. Curiosa, ovviamente, la coincidenza temporale. Qualcuno ipotizza anche qualche manina esterna. Chissà. Si conclude con uno scontro a distanza a voce alta la manifestazione di controcorrente a Mondello, alla quale ha preso parte anche il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè. Una vicenda, quella della gestione della spiaggia di Mondello, intorno alla quale continuano a salire i toni. Manlio Viola. In piazza Mondello con un sit-in per continuare la battaglia che nasce per far chiarezza intorno alle presunte relazioni che sarebbero dietro la società italo-belga che gestisce da anni la spiaggia di Mondello. Relazioni negate con forza dalla stessa società che ha chiesto più volte di essere ascoltata, che ha mandato lettere anche al prefetto. Una vicenda che presto sarà al centro di una riunione della Commissione parlamentare antimafia. E in piazza, insieme a Ismaele Lavardera e al suo movimento controcorrente, c'erano stavolta anche le agende rosse di Salvatore Borsellino da un lato e il vicepresidente forzista della Camera dei Deputati Giorgio Mulè dall'altro. Una scelta sorprendente che Mulè spiega così. Si può pensarla diversamente, si può pensarla in maniera anche opposta, ma di fronte a delle minacce che dicono al prefetto di obbligarlo a una scorta armata perché evidentemente c'è un pericolo anche della vita di queste persone, noi litigheremo ovunque, in Parlamento, dovunque vi pare, ma guai a isolare o a lasciare solo chi fa queste denunce perché lo si espone a un rischio ancora più grande. Mulè ci tiene poi a sottolineare come a chiedere l'audizione in commissione antimafia di Lavardera, così come della italo-belga, siano stati proprio i deputati di Forza Italia e in quella sede si chiarirà, dice. Ma intanto in piazza arrivano anche i disturbatori e fra loro, denuncia Lavardera, anche un consigliere di circoscrizione. Io rilancio dicendo all'onorevole Tamaio, sono disponibile a fare un incontro in cui rimarchiamo questi fatti, è disponibile, noi l'abbiamo invitato in modo pacifico. È brutto però che oggi ci sia stato un consigliere di circoscrizione proprio eletto qui a Mondello che abbia in qualche modo voluto disturbare questa manifestazione. Ma i mondellani non ci stanno e la manifestazione si conclude con un botta e risposta di piazza a voce alta a distanza. Non c'è mai stato uno arrestato per mafia, a Mondello non c'è uno. Genova gestiva il Charleston, è stato arrestato il Charleston, lei dov'era? Ma si vergogna! Ok al piano regolatore, ecco come sarà il nuovo porto di Catania. Approvato il piano che consentirà di avere un'infrastruttura moderna, verde e aperta alla città. Eva Spampinato. È ufficiale, il nuovo piano regolatore del porto di Catania è realtà. Con la delibera del comitato di gestione si chiude un percorso iniziato nel dicembre 2024 e che ridisegna completamente uno degli snodi più importanti della città. Finalmente dopo
quasi mezzo secolo il Porto di Catania è un piano regolatore nuovo, moderno ed efficiente. Io direi che è un piano che nasce dal desiderio di aprire il porto ai bisogni della città, conservandone però l'anima commerciale che dà lavoro e dà sviluppo alla città tutta. Il progetto prevede un'area a crociere di 84.000 metri quadri, con 4 nuovi accosti per navi fino a 340 metri e una stazione marittima capace di accogliere 1 milione di passeggeri l'anno. Il senso dell'iter di approvazione è proprio quello di vedere le cose anche dal punto di vista degli altri, per cui non c'è nessuna preclusione a adottare delle misure che possano migliorare l'ecosostenibilità del piano. Il nuovo waterfront offrirà una promenade di 17 ettari, spazi verdi, aree per yacht e pescherecci e una viabilità rinnovata che collegherà il porto al centro storico. E quindi abbiamo, aderito alle richieste del Comune, riducendo le volumetrie, le altezze e individuando degli spazi dove vi è il vincolo assoluto di inedificabilità. Un intervento che promette di cambiare il volto del mare di Catania, rendendolo finalmente parte viva della città. Prevenzione in movimento, il camper dell'ASP fa tappa a Catania per offrire mammografie, pap test, HPV test e kit per il sangue occulto nelle feci. 6 tappe in città fino al 7 novembre, poi il tour nei 58 comuni della provincia. Orazio Longo. Sul mezzo mobile è possibile effettuare gratuitamente per le donne la mammografia, l'HPV test e il pap test e ritirare il kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci. L'obiettivo è di sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione e rendere più semplice e accessibile la partecipazione agli screening. Faremo questo fino al mese di dicembre e poi continueremo anche con l'inizio dell'anno successivo su queste iniziative che hanno proprio l'obiettivo di avvicinarci sempre di più alla popolazione e quindi coniugare quel principio di prossimità ancora più in profondità oltre agli ambulatori proprio con il camper. Nel 2024 sono stati individuati e trattati tempestivamente 132 tumori alla mammella e oltre 281 del colon retto. Il camper si aggiunge alle strutture dell'ASP di Catania già attive. Voglio ricordare le fasce d'età per chiarezza. Le donne tra 50 e 69 anni possono effettuare una mammografia ogni 2 anni, gratuita. Le donne tra 25 e 64 anni possono effettuare un HPV o un pap test, anche questo gratuito. Le donne e uomini tra 50 e 69 anni possono effettuare il test del sangue occulto nelle feci. 6 le tappe catanesi per il camper della prevenzione fino a venerdì 7 novembre. Dopo l'avvio di Piazza Verga, lunedì 3 tocca a Piazza Palestro, martedì 4 a Piazza Maiorana, il 5 a Piazza Spedini e il 6 a Piazza Nicolosi, il 7 nell'area parcheggio Viale Nitta, Viale Seneca. Sabato 8 e domenica 9 appuntamento a Paternò in Piazza Nassiria. Noi dobbiamo far sì che sempre più il cittadino si fidi della sanità e che si accosti a questi screening totalmente gratuiti, non è necessario nessun tipo di prescrizione e sono degli screening che possono salvare la vita. Il calendario completo delle soste del camper della prevenzione è accessibile dall'home page del sito aspct.it. Le prenotazioni possono essere effettuate contattando il numero verde dedicato 800 894 007 e non è necessaria la richiesta del medico di famiglia. Al via a Catania la tradizionale Fiera dei Morti, un appuntamento tradizionale che anche quest'anno offrirà dolci e regali in 150 stand, con una zona speciale dedicata al cibo e giochi per bambini. Giusy Lazzara. A Catania con il taglio del nastro apre i battenti la tradizionale Fiera dei Morti legata alla commemorazione dei defunti. Nell'area del parcheggio scambiatore Fontana Rossa di AMTS sono oltre 150 gli stand che compongono l'area espositiva e commerciale, con un'apposita zona dedicata al cibo e agli spazi gioco per i bambini. Da 78 anni che si rinnova questo appuntamento, è sicuramente un appuntamento non solo sentito da tutti i catanesi, ma da un punto di vista dell'impatto economico è un volano spaventoso. Infatti è una fiera che accoglie non solo stand della città Solta, ma anche della provincia. La Fiera dei Morti sarà visitabile fino al 9 novembre dalle 9 alle 24 nei giorni festivi e prefestivi, dalle 9 alle 22:30 nei giorni feriali. E adesso il grande attore catanese Tuccio Musumeci, che nella contrapposizione tra Halloween e i morti commenta a modo suo. Giusy Lazzara.
Ci accoglie nel suo studio pieno di ricordi e non manca la sua liscia tutta catanese. Tuccio Musumeci, a 90 anni, ha lasciato il teatro, ma resta un acuto osservatore. Anche sulla festa dei morti ha le idee chiare. Noi per esempio ci addormentavamo perché ci dovevamo svegliare di mattina presto per trovare i giocattoli. Questa è la vera festa nostra italiana, va bene, ma siccome siamo un popolo di imitatori facciamo Halloween, i cucuzzi, e siccome ormai il popolo italiano è tuttora cucuzze. Cosa le lasciavano i morti? Gli automobili tutti in latta, oggi non si può, dice che uno si può tagliare. No, io non mi ho tagliato mai, nessun bambino si tagliava, erano i giocattoli e i nostri genitori ci compravano i giocattoli dove ci dicevano cosa vuoi che ti lasciano i morti, cosa vuoi te? E io ho piacere che mi lasciano questo, ho piacere che mi lasciano quest'altro. Io mi cattavo e mi facevano a trovare la mattina. Non c'è solo uno sguardo al passato, ma sempre più si pensa al recupero di una tradizione che dovrebbe avvicinare ai nostri cari che non ci sono più. E adesso una pausa, tra poco con il calcio. Bentornati al TG Sicilia, siamo al calcio. Il Palermo, dopo la debacle con il Monza, prova a reagire. Domani sfida casalinga contro il Pescara. Inzaghi striglia la squadra. Marco Gullà. La batosta casalinga contro il Monza ha mandato KO, ambiente e squadra. Il Palermo è tornato sulla terra e anche bruscamente un punto nelle ultime 3 partite è un segnale di crisi. Domani al Barbera contro il Pescara la banda di Inzaghi non può stonare, occorre una vittoria per rimettersi in carreggiata. Insomma, è stata una battuta d'arresto che era preventivabile, speravo non arrivasse, però io penso che anche dalle sconfitte si possa uscire rafforzati. Probabilmente sono arrivate nel momento giusto, tutti noi volevamo che non arrivassero. Però se dovevano arrivare insomma 28 partite dalla fine, un attimino di esame di coscienza da parte di tutti, perché probabilmente quello che bisogna costruire è tanto. Inzaghi valuta alcune novità di formazione in vista della sfida con il Pescara, ultima tappa del mini ciclo di partite ravvicinate. L'allenatore potrebbe tornare al 3-4-2-1, sistema di gioco più utilizzato dall'inizio, e potrà contare sul rientro di Bani, recuperato dopo l'infortunio. Sulla tre quarti potrebbero rivedersi dal primo minuto Palumbo e Brunori, nessun turno di riposo invece per Poyampalo. Bisogna crescere tutti per alimentare il nostro sogno, per arrivarci pronti, per cui diamoci dentro, tiriamoci su le maniche, lavoriamo di più, io per primo, e torniamo a regalare quello che questa gente si merita. Domani fischio d'inizio alle 19:30, proprio nel giorno del 125° compleanno dei Rosanero. E adesso una breve pausa, tra poco con altri aggiornamenti. E per questa edizione nessun altro aggiornamento, grazie per averci seguito e buona serata.